A Ferrara si stanno svolgendo gli stati generali delle regioni per la transizione ecologica e ieri è intervenuto l'assessore regionale all'ambiente per la regione Veneto. Il tema su cui ci si è soffermati è stata l'organizzazione efficace e la moltiplicazione delle buone pratiche per la rigenerazione dei territori e la mitigazione del consumo di suolo, una materia complessa regolata da una miriade di parametri. Ai problemi del passato si aggiungono le criticità attuali legate ad esempio ai cambiamenti climatici, alla competenza legislativa a cui si legano le autorizzazioni paesaggistiche, la sicurezza idraulica, i FAS, i limiti agli scarichi, una selva di normative di natura statale, con norme talvolta in contraddizione tra loro, ma che finiscono con limitare il campo d'azione. Una selva di normative di natura statale, a volte anche in contraddizione tra loro. In questo senso sarebbe fondamentale l'autonomia in materia.